Martedì 17 maggio, presso l'Hotel Sheraton Diana Majestic di Milano, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Lovit, la prima fiera di eccellenza alimentare a Venezia, in programma al Palexpo Venice il 2, il 3 e il 4 dicembre 2016. Un percorso enogastronomico costellato di eccellenze italiane e internazionali. In una sola parola, un itinerario di qualità. All'incontro con la stampa sono intervenuti Cesare Busetto, amministratore unico di Anami, Paolo Oselladore, di Stile Italiano, Alfredo della Gherardesca, cofondatore di lorenzovinci.it, Marco Morandini, fondatore e amministratore di Faberest, e Nicola Ucci, patron di Rete System e organizzatore della Borsa del Turismo Rurale e delle Eccellenze Italiane. Molto apprezzato l'intervento del testimonial della Kermesse, Gioacchino Bonsignore, autore di libri di enogastronomia, caporedattore del TG5, ma soprattutto dal 2002 re indiscusso di gusto, rubrica culinaria del TG5. Credo che Lovit sarà un fine settimana magico, poco prima di Natale, a dicembre, in una cornice incredibile con Venezia. Magari ci sarà anche la neve, chi lo sa, non so se augurarmelo o meno. Comunque, al di là delle battute, direi che è il primo grande appuntamento enogastronomico di una grande macro regione che fa capo a Venezia. Questa macro regione è il nord-est, che si propone insieme a grandi partner internazionali, europei e asiatici, di rilanciare i prodotti tipici sia nel nord-est e sia di tutto il nostro paese, che tutti sanno è uno straordinario giacimento enogastronomico. Certamente Venezia è la piattaforma principe per questo tipo di lancio, perché sappiamo benissimo che nella sua storia millenaria ha rappresentato la via del commercio per tutto il mondo e soprattutto per l'Asia, quindi credo che ci siano tutte le premesse affinché sia un grande successo. Un buon alimento si riconosce dal sapore, da come si presenta, ma soprattutto dai marchi a garanzia di certificazione agroalimentare, cui il consumatore si affida per un'alimentazione sana e consapevole. Lovit unisce e presenta tutte le eccellenze alimentari, dotate di carta d'identità, ma anche di tradizione e amore per cibo e prodotti sani e controllati all'origine. Dal DOC all'IGP, passando per i PAT, gli STG, la produzione integrata e la qualità verificata. Perché tutto inizia da un assaggio e la fiera che stiamo organizzando il 2, 3 e 4 dicembre segnerà il punto di svolta tra le fiere enogastronomiche italiane. Venezia, la città che per antonomasia è simbolo di commercio internazionale da millenni, ospiterà questa importante fiera delle eccellenze non solo venete ed italiane, ma internazionali, grazie a partner come Faberest, come Lorenzo Vinci, come l'Eurosportello, come B3, porteremo buyer ed espositori ad incontrarsi e a scoprire i territori dove nascono queste eccellenze e dove queste eccellenze trovano apprezzamenti internazionali. Oltre 250 gli spazi espositivi a disposizione dei migliori produttori nazionali, che potranno usufruire di B2B con buyer dei principali magazzini europei e statunitensi, fortemente interessati alla creazione di relazioni commerciali internazionali.